Peppaneddu, che aveva informatore a tutti i posti, venne a sapere che un consigliere comunale infangava un nome Musolino e tanto veleno. Hai uno pure cintaricchio che mi dice e che mi conta, che qualcuno parre mia to consiglio in tala giunta, e cestino consiglieri che ora sta parlando assai, ed è ora mi lo sapi che tu sta cercando guai. Ah, così stanno le cose. Bene, un giorno che sto ci faccio una bella rosatina e faccio per me cammina che sta in pelle sul nostro onore. C'è un detto caro amico che sicuro tu non sai, che cu troppo gli apra bucca che la lanterna cerca guai. Se non sei come consiglio presto ti dà sul segno, ti preparo un giorno chisto un bello cappottiligno. Beh, certamente, caro amici, sto tizio parlando male Musolino pensava forse che acquistava prestigio e voto in tuo paese e continuava a parlare male. La mattina presto Peppaneddu s'appostau e ne parte da sua casa come un pesce lo pescau, e ci sparan tali gambi non lo possono ammazzare. Dimmi come stanno i cosi, oramente da contare. Tu sei carogna e sebile e falso, hai in talo cuore tradimento e schianto, ma pure se mi vuoi ammazzate arzo, io non ti tocco più con mia sessanto, ma se non te ne vai dal paese, te faccio affetti e poi si sono risi.